Tiramisù all'ananas, dolce fresco ideale per l'estate. Ciao! Oggi location è un po' diversa dal solito per questa ricetta dal sapore tipicamente estivo e si tratta del tiramisù all'ananas. Molti di voi avevano indovinato la ricetta, siete stati molto bravi, veramente, però io ero partita con l'idea di utilizzare anche il cocco. Vado a guardare tra le cose che avevo in casa e mi mancava. Quindi il mio suggerimento è quello di utilizzare quest'ultimo all'interno della crema 100 grammi e spolverizzare la superficie del dolce con il cocco rapè, la farina di cocco, perché ci sta veramente benissimo. Infatti molti di voi hanno detto sicuramente farai un dessert diverso, non il tipico tiramisù. La mia idea era proprio questa, però ahimè mi sono dovuta accontentare del classico tiramisù all'ananas perché, come ho già detto, non l'avevo. Si prepara veramente in pochissimo tempo, giusto il tempo di assemblare tutti i vari ingredienti. Detto questo, io ti lascio alla preparazione e spero che ti piaccia. Poi scrivimi giù nei commentini cosa ne pensi e se ti piace questo frutto, naturalmente. Ingredienti: un ananas, 500 g di mascarpone, 4 uova, 5 cucchiaini di zucchero di canna, succo di frutta all'ananas senza zuccheri aggiunti e pavesini quanto basta. Per prima cosa taglio l'ananas come vedi in video. Per fare questo lavoro mi sono fatta aiutare da mio marito. Si elimina innanzitutto la parte superiore e poi le parti laterali. Ricava poi dei pezzettini e metti da parte. Preparo la crema al mascarpone rompendo le uova e dividendo i tuorli dagli albumi. Nei rossi aggiungo lo zucchero, mescolo con le fruste a mano o elettriche fino a quando non saranno leggermente montate. Aggiungo poi una parte dei pezzettini d'ananas, volendo. Puoi scegliere di omettere questo passaggio poiché l'ananas è un frutto che contiene molta acqua e rischia di far diventare la crema troppo liquida. Sapendo questa cosa, regolati di conseguenza. Incorporo poi il mascarpone e a questo punto, se vuoi, la farina di cocco di cui ti parlavo a inizio filmato. Poi gli albumi montati a neve ferma, io ne ho aggiunti 2 proprio per avere la giusta consistenza. È il momento di assemblare il tiramisù. Bagno i pavesini nel succo d'ananas e faccio il primo strato. Copro con la crema e con fettine di ananas. Procedo in questo modo fino a terminare gli ingredienti. Cospargo la superficie con nocciole o cocco e scaglie di cioccolato e ripongo in frigorifero ed è pronto per essere gustato. Un dolce a cucchiaio veramente fresco, adatto a queste giornate estive. È un buon modo anche per far mangiare la frutta ai bambini e di la verità, vorresti prendere questa fettina attraverso lo schermo? Se la risposta è sì, significa che la ricetta ti è piaciuta, quindi ricordati di mettere un bel pollice all'insù e di condividere. A presto!